Nel video di oggi vedremo il momento in cui Kasparov sorprese completamente il mondo. E benvenuti amici di Matto Scacco, in questo nuovo video ci catapultiamo nel passato, siamo nel 1984 e si sta tenendo il match per decidere chi sarà il nuovo campione del mondo tra Karpov, che era il russo per eccellenza, il giocatore che era visto come Dio sceso in terra, imbattibile, colui che poi ha spodestato dal trono Fischer, anche se Fischer poi in realtà si era autospodestato. Comunque c'era Karpov e lo sfidante Kasparov, un giocatore fortissimo, sicuramente non è il mito che conosciamo noi oggi, all'epoca era definito un giocatore forte che comunque non era all'altezza di battere Karpov. E non lasciatevi ingannare dall'assonanza fra i due nomi, Karpov che iniziano con la K e finiscono con la V tutti e due, perché Karpov è russo, Kasparov è nato nell'Azerbaijan, ok? Quindi fino al 1991 aveva nazionalità croata, quindi non è il russo per eccellenza. Ok, come funzionava questo match? Non so se lo sai, ma il match del 1984 fu a un certo punto interrotto. Fu interrotto perché fu probabilmente, credo, il match più lungo di tutta la storia scacchistica. Durò ben 48 partite. Noi abbiamo assistito recentemente al match Nepo-Ding, comunque è veramente tosta giocare tutti i giorni, eccetera, eccetera. Lì la formula com'era? Il primo che faceva 6 vittorie. I pareggi non contavano, potevi pareggiare per 30 partite di fila, il match non era andato avanti di un gradino, contavano semplicemente le vittorie. E qui abbiamo una bellissima tabella che riassume come sono andate le partite. La prima partita, Kasparov-Karpov, pareggio, niente. Seconda partita, pareggio. Alla terza partita però Karpov inizia a prendere il primo punto. Quarta e quinta partita pareggio, non succede niente, e alla sesta partita Karpov mette a segno un altro punto. Settima partita un altro punto. Quindi alla settima partita abbiamo già 3 punti per Karpov. E se andiamo un pochettino avanti, arriviamo alla nona partita, abbiamo 4 punti per Karpov. Dopo la nona partita arriva una serie di patte e alla 26esima Karpov riesce a mettere a segno il quinto punto. Basta solo un punto a Karpov che si porta a casa il titolo. Siamo 5-0. Fortunatamente alla 32esima partita c'è una piccola svolta. Kasparov riesce a portarsi a casa la partita, ma qui molti la considerarono fortuna perché insomma si andò in un finale di regine e pedoni, quindi ok, questa partita gli è andata di fortuna. Peccato che la 47esima partita, che è quella che ti voglio mostrare adesso, e poi la 48esima fanno capire veramente la stoffa di Kasparov. E alla 47esima partita Kasparov vinse la partita che vedremo adesso in un modo eccezionale. La partita 48 Kasparov vinse e qui diciamo, i grandi della FIDE decisero di sospendere il match. Il motivo era troppo stancante, non va bene. In realtà sia Kasparov che Karpov avevano intenzione di continuare, no? E quindi la FIDE decise di interrompere il match nonostante i giocatori si sentivano ancora mentalmente in condizioni di giocare. Secondo Kasparov, che cita in questo suo bellissimo libro che è una biografia, Sfida senza fine, secondo lui dice che c'era un complotto contro di lui e siccome i russi iniziarono a vedere che Kasparov aveva iniziato a intuire lo stile di gioco di Karpov, questo 5-3 si sarebbe potuto ribaltare in un 5-4, in un 5-5 e in un 6-5 per Kasparov, che poi è quello che succede poi nel match nel 1985. Quindi andiamoci a vedere questo veramente primo punto di svolta dove Kasparov vince la partita in una maniera schiacciante. Kasparov con i neri, Karpov con i bianchi. Vediamo, ci mettiamo nei panni del paladino. Cavallo F3, cavallo F6. Secondo me credo sia uno dei modi più enigmatici per iniziare una partita. Pedone C4 sarà una partita inglese? Aspettiamo a dirlo perché si può rientrare tranquillamente nelle varianti del gambetto di donna. Pedone 6,
D4, D5. Ok, siamo entrati a tutti gli effetti in un gambetto di donna. Vediamo come decide di giocare il bianco. Pedone, scusami, cavallo in C3 e Kasparov decide di giocare una slava, pedone C6. Alfiere G5, cavallo BD7, qui tutta parte della teoria, E3 e donna in A5. Variante Cambridge Spring. Questa variante è molto infame poiché la regina, oltre ad inchiodare il cavallo, e quindi ci sono poi idee di questo tipo qui, la regina a seguito di una cattura di pedone, quindi immaginati cattura di pedone, cavallo qui, il cavallo viene attaccato 2 volte dalla regina, ma anche l'alfiere in G5 viene attaccato 2 volte, sia dal cavallo che dalla regina. Quindi l'idea tattica è molto subdola. Motivo per cui Karpov decide di catturare subito questo pedone e questo pedone non va subito ricatturato con un pedone ma con il cavallo, con l'idea di continuare a tenere la pressione. Qui Karpov gioca donna D2 e a questo punto cavallo in B6 con l'idea di ti mangio il cavallo, tu rimetterai davanti un pedone o qualcosa e io ti rimetto lì un altro cavallo. Arriva subito cavallo per D5 e ora ovviamente c'è la regina sotto, non si può giocare subito cavallo per D5, donna per D5 non la vedo una gran mossa, quindi cambio col cavallo per non perdere la possibilità di arroccare e ora e per D5. Si è ottenuto una situazione di parità con quella che viene chiamata struttura pedonale di tipo Carlsbad, ossia non una struttura simmetrica, avremmo avuto una simmetria con i pedoni, forse così è meglio, con i pedoni messi in questo modo. E nelle situazioni simmetriche sappiamo che il nero ha sempre qualcosa da perdere perché ha un tratto in meno. Qui è una situazione asimmetrica, insomma ci possono essere diverse possibilità per il nero. Alfiere D3, l'alfiere si toglie sia per arroccare, ma ricordiamoci anche che le donne non sono più in gioco, quindi anche un eventuale re 2 non dispiacerebbe per il bianco, poiché sappiamo che ci stiamo avvicinando probabilmente ad un finale e nel finale il re è un pezzo attivo che deve rimanere al centro della scacchiera piuttosto che andare nell'angolino. Adesso anche Kasparov deve decidere un po' cosa fare, se iniziare a sviluppare gli alfieri, pensare ad un arrocco oppure iniziare subito un piano offensivo. E ovviamente che ve lo dica a fare, Kasparov gioca per A5 con l'idea di spingere in A4, con l'idea poi di spingere in A3 e iniziare a creare un pedone molto avanzato, fastidioso e ovviamente a concedere poi indebolimenti, perché nel momento in cui questo pedone sarà arrivato in A3 il bianco spingerà in B3, probabilmente non accetterà il cambio, quindi si creeranno poi dei buchi interessanti per i propri pezzi. Karpov decide di evitare ogni tipo di rischio e gioca A4. Il problema di A4 è che crea un buco. Qui c'è un bellissimo buco che può essere occupato o da un alfiere o da un cavallo tramite 200.000 manovre, ma penso che ci sarà tempo per farlo. Niente, Kasparov decide subito di prendersi quell'avamposto bellissimo e questo è stato un errore strategico se vogliamo da parte di Karpov. Inchiodatura sul cavallo, re in E2 per togliersi dall'inchiodatura, ora questo cavallo è libero di muoversi. E adesso, che cosa giocheresti se fossi in Kasparov? Probabilmente un arrocchino ci sta sempre bene, oppure decidiamo di sviluppare questo alfiere. Non è chiaro quale casa è buona per questo alfiere, perché se lo metto in E6, sì, l'ho sviluppato, però cos'è? In F5 non posso metterlo perché perdo l'alfiere e uno pensa in G4 neanche posso metterlo perché gioca F3, gli faccio guadagnare dei tempi. Allora, devi sapere che spesso e volentieri quando non c'è una casa buona per lo sviluppo di questo alfiere Campochiaro, esiste una manovra che prende il nome della triangolazione, cioè io metto il mio alfiere in G4 con l'idea poi di metterlo in H5 e con l'idea poi di metterlo in G6. Che diciamo è la stessa idea di metterlo in F5 per prendere il controllo di questa bellissima diagonale, ma siccome in F5 non posso metterlo subito, perdo un pochettino di mosse per metterlo comunque su una fortissima diagonale. E quindi so che il bianco farà questo gioco, ma io vado in H5. So che il bianco probabilmente prima o poi spingerà a G4, qui Karpov decide di giocare H4, ma è la stessa cosa. Arrocco corto, arriva a G4 e alfiere G6. Quindi il piano del nero è andato a buon fine, la triangolazione è arrivata. Pedone in B3,
Qui ogni spinta di pedone è veramente tragica e ora Kasparov decide di cambiare gli alfieri chiari e siamo in questa posizione. Ora è molto difficile trovare dei punti d'attacco perché a questo punto bisogna trovare dei piani. Ora possiamo vedere che ci sono magari dei pedoni un po' deboli qui, possiamo attaccare con una torre anche se al momento sono ben difesi dall'alfiere, da un cavallo. Qui c'è un altro punto debole. Ok, c'è il re al centro. Il re al centro generalmente dovresti aprire le linee e attaccarlo, ma come fai ad attaccare il re? Vediamo che cosa si inventerà tra pochissimo Kasparov. Gioca a torre in F va in E8 per iniziare a creare pressione su questo pedone che, ripeto, è difeso per il momento sia dal re che dall'alfiere, ma le cose nella partita, in una partita di scacchi possono cambiare molto rapidamente. Torre a C1 con l'idea di tenere la casa a C5 onde evitare possibilità di sfondamento. Ora, solo un pazzo potrebbe pensare all'idea di sfondare in questo modo qui, anche perché questa struttura di pedoni è molto forte e quindi... ma comunque è una mossa di profilassi. E adesso che cosa gioca Kasparov? Qui esce fuori tutta la sua genialità e con questa mossa fece sussultare tutto il mondo. Pedone in C5. Oh mio Dio, sacrificio di pedone, sconnettendo questa bellissima catena di pedoni che aveva, e qui Karpov decise di giocare alfiere F4. Perché Karpov non accettò questa cattura? In fondo non è un pedone gratis, perché arrivava cavallo di 7. Ora questo cavallo in realtà ha molte case interessanti, però la realtà è quello di catturare subito questo pedone e andare a fare pressione poi sui punti deboli, e in caso di un'eventuale spinta su C6 ci sarebbe stato pedone per C6 e in caso di cattura, come così naturale, ci sarebbe stato un bellissimo doppio, quindi qui Karpov avrebbe perso una torre gratis. Quindi all'alba di tutto ciò, di tutti questi tatticismi, Karpov nel suo pieno stile di gioco solido decise di non rischiare con alfiere F4. Ora c'è sempre qui un pedone catturabile. Che cosa farà il buon Kasparov? Lo rinforza con una torre, con l'idea eventuale di poter spingere questo pedone e iniziare a creare veramente qualche danno. Onde evitare casini, Karpov decide di catturare questo pedone e non cattura con l'alfiere ma cavallo di 7. È il cavallo che deve essere riposizionato in una casa migliore, poiché in B6 non faceva nulla. Spinta in C6 e ora B per C6. Grazie mille. Allora, questi non sono due pedoni passati per definizione, perché possono essere prima o poi bloccati dai pedoni del bianco. Tuttavia sono due pedoni centrali molto forti che comunque possono essere spinti e comunque possono creare qualche problema. Torre in H va in D1, l'idea è di far rifugiare il re da qualche parte e lasciare che le torri fermino un po' l'avanzata di questi pedoni. Cavallo in C5, re in C2 e adesso F6. L'idea di F6 è quella di iniziare a limitare l'attività di questo alfiere camposcuro, magari di attaccare questo alfiere e poi una volta che l'alfiere si sarà ritirato ovviamente il punto E3 diventa più debole. Cavallo F1 anche per difendere ulteriormente F3, cavallo in E6 attaccando l'alfiere e alfiere G3. Torre in E va in D8, anche qui i piani sono molto chiari, io voglio spingere quei pedoni, ma come si spinge? Ok, c'è questa spinta, se mi catturi ricatturo di cavallo, arrivo lì con un cavallo molto forte, oppure è meglio questa spinta e questa spinta. Bisogna valutare bene i casi. Alfiere F2 e ora C5. Madonna, questi due pedoni iniziano a far paura. Quando varcheranno la metà campo saranno ancora più minacciosi. Cavallo di 2, questa mossa per portare il cavallo un pochettino con l'idea che se spingi il cavallo si prende una bellissima casa, però diciamo chiude un po' anche l'azione della torre. C4 e ora B per C4 e signore e signori, qui siamo davanti a un giocatore di un altro livello. Cavallo C5. Quello che si aspettava a Karpov ovviamente nei suoi calcoli era una cattura,
però dopo una cattura di questo tipo toglievo il cavallo, scambiamo le torri, l'attacco del nero un pochettino finisce, ma in questo modo l'attacco continua. L'idea è di attaccarti qui con il cavallo e ovviamente ricorda che il tuo re è sotto attacchi a raggi X della mia torre, quindi questo pedone sarà inchiodato, se catturi ti arrivano gli scacchi di scoperta, ossia non so quanto sia bella la situazione, motivo per cui ancora una volta Karpov decide di non accettare la tentazione ma di giocare E4, liberando anche la strada a questo alfiere. Peccato che ora Kasparov ha la possibilità di giocare D4, questo pedone si è insinuato all'interno dello schieramento avversario, dove ci sono praticamente tutti i pedoni su casa chiara, quello è l'unico pedone nero veramente molto forte che ovviamente potrà essere spinto. Cavallo in B1, qui forse dice ma perché non cavallo in B3? Perché comunque sia prima o poi dopo la spinta cade questo pedone, non c'è molto da fare, non ci sarà la possibilità per il bianco di cambiare i cavalli. Cavallo in B1, spinta del pedone D3 e ti faccio notare come la collaborazione di pedone, alfiere e cavallo lasciano al re bianco un'unica casa dove potersi nascondere. Re B2 e ora ancora una volta qui quando hai un pedone così avanzato, questo pedone è tutto per te, non devi perderlo, devi giocare in modo strapreciso perché in queste situazioni se fai una mossa normale la partita potrebbe ribaltarsi o perlomeno andare in parità. Qui il vantaggio del nero è schiacciante, ma una mossa come cavallo qui, scacco, non dico che sia sbagliata, ma probabilmente il bianco poi potrebbe dopo riprendersi. Una mossa più forzante e più forte, quindi è pedone di 2. Questo pedone è difeso dall'alfiere, è difeso dalla torre, è difeso 2 volte e quindi attaccato 2 volte dal bianco e ovviamente minaccia di catturare la torre. Mi sembra ovvio che la torre si debba togliere da qualche parte, se toglie la torre da qualche parte arriverà pur sempre cavallo di 3 con perdita di un pezzo, non solo perdi un pezzo ma poi ti guadagni un tempo anche sulla torre, questo cavallo sosterrà il pedone che andrà a promozione ed è su questa fantastica mossa che Karpov decise di abbandonare la partita. Io rivedrei un attimino i punti salienti di questa partita, qui è veramente da pazzi scatenati pensare, tra l'altro tu qui sei su un 5-1, tu sai che se perdi la partita, perdi il match, come fai a pensare di giocare a una mossa di questo tipo? Cioè non devi essere tanto a posto mentalmente, cioè Kasparov qui non era a posto mentalmente perché questa è una partita solida, mal che vada finisce patta e quindi ci aggiorniamo nella prossima partita, ma qui dalla serie chi non risica non rosica, fantastico, Karpov qui non accettò questo sacrificio. E poi l'altro punto saliente è stato cavallo C5 con idee di attacco e scacchi di scoperta, il cavallo si è portato in un'ottima posizione, qui su E4 D4, 2 punti esclamativi, cavallo B1 D3 e questo pedone che era in D6 pian piano si è fatta tutta la scacchiera fino ad arrivare in seconda traversa con attacco mortale. Bene, io spero che anche questo video ti sia piaciuto, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale di Matto Scacco, per noi è un supporto molto importante e se intendi migliorare il tuo gioco ti invito a venirci a trovare nella Matto Scacco Academy dove troverai un sacco di lezioni, incontri di gruppo dal vivo, eccetera eccetera, maestri che ti analizzano le tue partite, eccetera eccetera eccetera. Ti lascio il link qui sotto in descrizione se vuoi dare una sbirciata. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!